La Regina batte il Castrumi Favara per 3-1, risultato che rimanda all'ultima giornata il verdetto sulla permanenza in Serie D, diretta o da decidersi nella giostra dei play-out. I gialloblu di mister Infantino subiscono una sconfitta per certi versi preventivata, per cui tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti in casa con il Città di Sant'Agata. Netta la vittoria della Regina, già a metà del primo tempo i calabri si sono trovati sul 3-0, merito di un approccio perfetto alla gara che ha visto i padroni di casa mettere subito alle corde il Favara, troppa la differenza in campo. 3 reti nei primi 20 minuti e partita praticamente terminata. La prima rete arriva al nono con Ragusa, assist di Porcino, colpo di testa dell'ex Messina e gara sbloccata. Regina che trova il secondo gol dopo 10 minuti, assist questa volta è di Giulio Dori dalla sinistra, Barranco riceve, se la ferma, fa fuori un avversario e batte il portiere. Passati altri 2 minuti è Capitan Barillà che fa il tris. E così, dopo 21 minuti, praticamente la partita è terminata. Nella ripresa si registra una buona reazione del Favara che realizza la sua rete con Traoré. Ma sentiamo le dichiarazioni di mister Infantino in sala stampa. La verità sta sempre in mezzo. Io credo che sapevamo di affrontare una squadra che, come noi, ha l'obiettivo, ancora un obiettivo da raggiungere, e questo obiettivo noi e loro ce la stiamo giocando fino all'ultimo istante dell'ultima partita. È giusto che sia così. Sapevamo che loro approcciavano questa partita con molta forza, con molta veemenza, noi eravamo un po' più contratti, abbiamo sofferto molto la struttura fisica e tecnica di questa squadra che non lo devo scoprire io, le qualità che hanno, i campionati che hanno fatto, la gestione dei momenti che loro hanno. Poi c'è Bruno che io stimo tantissimo, un allenatore che ha idee chiare. La verità sta sempre in mezzo, loro erano forti, sono forti, cercavamo quel punticino che sarà determinante per la salvezza noi, perché l'atteggiamento iniziale sembrava proprio... Noi sapevamo, allora, l'atteggiamento, noi giochiamo sempre un 3-4-2-1, abbiamo solamente spostato i 2 attaccanti sulle fasce perché loro fanno superiorità numerica in fascia, noi lì abbiamo degli under e volevamo rinforzare più, creare il 2 contro 2 in fascia, sapendo la loro forza e la loro partenza, perché il pubblico già... e poi cercare di fare il nostro gioco. Non ci siamo riusciti, loro sicuramente con la struttura fisica hanno trovato questi gol di testa, però mi piace perché alla fine abbiamo giocato con 6-7 under, ragazzi che sono cresciuti tantissimo, soprattutto Traoré, che è un ragazzo che viene una sua storia particolare. Sono contento che Mirabelli, dopo 6 mesi in una partita che non esiste, che è stata con l'Agragas, si è infortunato e oggi l'abbiamo fatto ritornare in campo, e questo per noi è importante. Non c'è solo il risultato, non c'è solo nel calcio, dobbiamo anche smorzare i toni, dobbiamo vedere anche la qualità delle persone, il rispetto per le persone, e noi abbiamo portato a Mirabelli che 6 mesi di inattività, con una partita che abbiamo vinto e ce l'hanno tolta, ha esordito, e questo sono contento. Il ragazzo piangeva perché ha passato 6 mesi di inferno, perché ha avuto 2 operazioni al ginocchio, e siamo contenti. Non erano i punti a Reggio Calabria, noi li abbiamo persi in casa i punti, abbiamo fatto troppi pareggi e questo ci ha portato a questa sofferenza, però siamo ottimisti perché poi alla fine abbiamo visto anche altri risultati. C'è ancora una porta aperta per la salvezza diretta. Se non succede, abbiamo detto che il play-out sarà un'altra possibilità per salvarci. Senta mister, la prima sostituzione, quella di Palermo, è stata una scelta tecnica, tattica? Oppure... È un ragazzo diffidato, per noi è importante. Per noi è importante, dopo il 3-0 sarei stupido io tenere la Piana,
Palermo, diffidate, quando io mi devo giocare la vita domenica, cioè c'è il campionato domenica, allora sarei sul 3-0, cosa mi vado a cercare? Altri problemi? E allora ho dato la possibilità dei ragazzi che hanno giocato di meno, che hanno voglia, che sono cresciuti tanto, Camilleri un 2005, Troré un 2006, è entrato Bondan un 2007, cioè le partite servono anche a questo, per fargli capire cos'è il calcio, perché venendo a Reggio si respira i campionati che la gente ti dimostra se vuoi fare questo mestiere o no, se hai le qualità caratteriali, tecniche per fare un certo tipo di calcio che noi abbiamo avuto la fortuna di fare. Però io devo fare i complimenti alla regina perché ha dimostrato veramente gestione dei momenti, qualità tecnica. Poi il secondo tempo abbiamo fatto bene perché loro sono troppo forti nella gestione dei momenti, cioè, hanno rallentato i tempi, non c'è partita secondo me, gli organici sono molto ma molto diversi, per età, per esperienza, per qualità. Io dico sempre che quando quello che spendi hai è così. Noi siamo contenti del percorso, dispiace perché eravamo in una situazione che potevamo dare più possibilità a dei ragazzi locali di fare esperienze in Serie D, poi ci siamo ritrovati in una situazione che non pensavamo, perché dopo la vittoria di Locri eravamo ottavi e dopo 2 giorni, il mercoledì, ci siamo ritrovati con 27 punti, 6 ultimi. Vai a capire queste persone, questi giocatori che con poche esperienze di categorie vai a gestire, poi inizia l'ansia della partita, inizia l'ansia della prestazione. E noi questo un po' l'abbiamo pagato, però siamo positivi perché la squadra ha corso per 90 minuti, stanno bene, dispiace per Varela, speriamo che non ha niente di grave, però siamo contenti. Faccio i complimenti alla regina, faccio i complimenti alla società per l'ospitalità che hanno avuto nei nostri confronti, in bocca al lupo e vinca il migliore.